8 del mattino, venerdì 27 febbraio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, anche stamattina ci occuperemo ampiamente del Festival di Sanremo, ma intanto le notizie. Ieri a Gela tanta paura in una scuola superiore dove uno studente è stato aggredito da un compagno con un martello. Il ragazzo è stato ferito alla testa, è stato provvidenziale l'intervento di uno dei docenti che ha evitato conseguenze peggiori. Ma vediamo e sentiamo il servizio. Attimi di terrore questa mattina all'Istituto Professionale Majorana di Gela, dove uno studente di seconda superiore ha improvvisamente estratto un martello dallo zaino e ha colpito alla testa un compagno di classe. L'aggressione è avvenuta al termine della ricreazione mentre i ragazzi stavano raggiungendo il laboratorio di fisica. Un gesto improvviso, violento, che ha gettato nel panico studenti e docenti. Decisivo l'intervento dell'insegnante di fisica, che accortosi subito di quanto stava accadendo è riuscito a disarmare il giovane aggressore e a prestare i primi soccorsi alla vittima. Nella colluttazione anche il professore è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il ragazzo colpito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma lo shock rimane forte. Che si è fatto male, Il ragazzo però mi dicono che non è in pericolo di vita, non è una cosa grave. Sarà stata una cosa superficiale perché il collega subito si è avvendato, dice di lui. Secondo una prima ricostruzione, all'origine del gesto ci sarebbero ripetute offese e prese in giro subite nei giorni precedenti, un contesto di tensione e di disagio che adesso gli investigatori stanno cercando di chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e la scientifica per i rilievi. L'istituto è rimasto a lungo sotto controllo mentre compagni di classe, insegnanti e dirigenti scolastici cercavano di ricostruire quanto accaduto. Quanto accaduto ieri riporta certamente d'attualità, di grande attualità, il tema della sicurezza, il tema del disagio giovanile, il tema delle violenze tra i giovani. E questa è una notizia ovviamente che è ampiamente evidenziata dai quotidiani. Prendiamone uno su tutti, la Gazzetta del Sud, che titola all'interno delle proprie pagine: Gela, martellate al compagno durante la ricreazione. Come ha raccontato il servizio, momenti di terrore all'Istituto Professionale Majorana, l'aggressione di un quindicenne a un coetaneo è stata fermata da un professore, poi è intervenuta la polizia, infine ovviamente le indagini, la scientifica per i rilievi, diciamo tutto è accaduto alla ricreazione, quindi insomma lì poi adesso c'è da ricostruire tutta la dinamica. Certamente fanno riflettere le parole della preside di questo istituto, che dice: nessuno può farsi giustizia da sé, è inammissibile, e quindi penso che il ragazzo sia venuto a scuola già con il martello. Mi auguro che si sia pentito, perché quello che ha fatto, diciamo, se non si pentirà adesso si pentirà domani, perché insomma questo, dice, noi ancora non riusciamo a capire i motivi di questa aggressione, quindi tutta da decifrare insomma questo attacco. Certamente il tema è, diciamo, di grande attualità, perché appunto le aggressioni tra minorenni anche a scuola continuano, e di attualità è ovviamente il tema di come impedire appunto di portare armi a scuola. Sì, adesso cambiamo argomento perché andiamo a Palermo, dove c'è chiaramente una svolta, indubbiamente un passo importante da parte della regione, che ha revocato la concessione balneare alla Mondello Immobiliare Italo-Belga, che gestisce il lido palermitano. Intanto la società italo-belga annuncia ricorso al TAR. Vediamo. Addio al lido di Mondello, così come lo conosciamo. La regione siciliana ha deciso di revocare la concessione balneare alla storica società Mondello Immobiliare Italo-Belga, che gestisce il lido da 116 anni. La decisione è stata messa nero su bianco su un decreto firmato dal direttore generale del Dipartimento Ambiente, Calogero Beringhieri. Al termine di una procedura di infrazione, infatti, l'assessorato territorio ambiente ha ritenuto insufficienti le controdeduzioni presentate dalla società e pertanto ha deciso di adottare un provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima per gravi violazioni e per inadempienza degli obblighi derivanti dalle concessioni stessa. La Italo-Belga, attualmente in regime di procedura di prevenzione collaborativa antimafia stabilito dalla prefettura, di fatto un commissariamento prefettizio per sostenere il management nel percorso di allontanamento dei soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, non commenta il provvedimento regionale perché non le è stato ancora notificato. Ne apprendiamo a mezzo stampa, dicono dalla Italo-Belga, ma non appena avremo
contezza del decreto con allegati e motivazioni lo impugneremo davanti al TAR. Gioisce invece il deputato regionale Ismaele Lavardera, che dalla fine della scorsa estate aveva lanciato una crociata contro la società che gestiva il Lido. Fatico a trattenere l'emozione, dice il leader di Controcorrente. Anche questo è un tema di cui si è dibattuto parecchio nei mesi scorsi su tutti i quotidiani, non solo quelli nazionali, quelli regionali. Il tema della concessione è un tema di strettissima attualità, qui ovviamente c'è anche l'infiltrazione mafiosa, quindi il tema conquista tutte le prime pagine. Partiamo dal giornale Sicilia, la spiaggia di Mondello finisce all'asta, la spiaggia palermitana, perché la regione revoca appunto la concessione ultracentenaria alla società italo-belga. Tutto nasce dalla denuncia di un deputato regionale, Ismaele Lavardera, e quindi qui insomma adesso si apre il futuro per questa zona di Palermo, gestita ovviamente in concessione da una società. Sembra appunto che insomma, siano le infiltrazioni mafiose quelle che insomma, abbiano poi determinato questo provvedimento. Una battaglia sposata da Salvo Palazzolo del quotidiano La Repubblica sin dal primo momento. Il titolo ovviamente sulla Repubblica di Palermo è: l'ultima spiaggia dopo 116 anni, la revoca la concessione Lidi di Mondello, assunti vicini ai clan e appalti a una ditta colpita da interdittiva. Ovviamente è annunciato il ricorso, però la domanda che si fanno ovviamente i palermitani che in qualche modo usufruivano di quella spiaggia a Mondello: cosa succederà? Eccolo qua, viene spiegato dall'assessore regionale al territorio e ambiente Savarino. Adesso saranno date autorizzazioni brevi per salvare appunto la stagione, la spiaggia sarà divisa in 7 lotti, gli affidamenti dureranno 90 giorni, il comune dedicherà solo 2 aree per un gestore, quindi insomma la parcellizzazione di questa area per garantire quantomeno i servizi e l'utilizzo del mare in sicurezza. Adesso torniamo a occuparci di Niscemi, un allarme, quello che riguarda proprio la situazione di Niscemi, che era stato lanciato 26 anni fa, interventi mai realizzati, un disastro che oggi chiaramente pesa su centinaia di famiglie. A un mese dalla frana c'è stata anche una fiaccolata. Gli abitanti chiedono non solo sicurezza ma anche giustizia e verità. Era tutto a portata di mano, documenti, studi tecnici e previsioni dettagliate. C'erano avvertimenti chiari, messi nero su bianco, oltre 20 anni fa. Nel dicembre del 2000 una relazione della Commissione Tecnico-Scientifica della Protezione Civile segnalava il rischio concreto di una frana di grandi dimensioni e indicava una serie di interventi urgenti per mettere in sicurezza Niscemi, opere che a distanza di 26 anni risultano in gran parte mai realizzate. E il risultato è sotto gli occhi di tutti dal 25 gennaio scorso. 5 edifici crollati, 4 in bilico, 137 dichiarati inagibili, 3 scuole chiuse e oltre 500 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Oggi quel dossier è al centro dell'inchiesta aperta dalla Procura di Gela per disastro colposo. I magistrati hanno incaricato 3 docenti dell'Università di Palermo di ricostruire cause e responsabilità per chiarire se e come si potesse evitare la tragedia. Intanto, a un mese esatto dal disastro, Niscemi è scesa in piazza. Migliaia di persone hanno risposto all'appello del Comitato Evento Franoso e hanno dato vita a un lungo corteo con una fiaccolata. In testa uno striscione: il coraggio di restare, la forza di cambiare, nessuna bandiera politica, solo cittadine, famiglie, sfollati e lavoratori. Niscemi, non solo, la Sicilia in qualche modo soffre da questo punto di vista. Allora, ieri, dunque Niscemi, restiamo su Niscemi perché Niscemi ieri è stata al centro di un vertice al Ministero dei Trasporti, delle infrastrutture dei trasporti. Il ministro Salvini ha incontrato, qui c'è la foto, il sindaco del paese Massimiliano Conti, sullo sfondo il capo della protezione civile e commissario straordinario all'emergenza Niscemi, Fabio Ciciliano. Che cosa si è deciso? Intanto subito 8 milioni per la viabilità, perché il Ministero dei Trasporti vuole intervenire subito sulle strade che in questo momento sono danneggiate, quindi mettendo in sicurezza le 2 strade di collegamento con le altre 2 principali che portano fuori da Niscemi, quindi la messa in sicurezza delle strade provinciali 82 e 35 con un progetto già predisposto da ANAS. E poi ovviamente c'è il tema degli aiuti alla popolazione. Nei giorni scorsi sono stati ridotti ovviamente oltre le tasse anche i TIA
ticket i ticket sanitari per chi vive in zona rossa, quindi insomma al centro ancora dell'azione del governo c'è Niscemi e quello insomma che sta succedendo. Stessa notizia riportata anche da altri quotidiani, la prendiamo su tutti dalla Gazzetta del Sud, vedete anche qui il tema di ieri è proprio quello dei trasporti. Qui si vede meglio il tavolo con la riunione tecnica presieduta dal ministro Salvini. La richiesta, come abbiamo già visto, è appunto sulle strade, la strada provinciale 85 e la strada provinciale 35, che sono quelle appunto interessate dagli eventi franosi, devono essere messe in sicurezza e quindi percorribili. Sì, adesso ci occupiamo della candidatura di Catania, capitale della cultura per il 2028. È stato presentato a Roma il dossier. Tra i testimonial per l'appunto di questa campagna c'è anche Fiorello, e allora vediamo uno stralcio proprio del suo video, della sua clip, e poi immaginiamo torneremo a parlare di questo tema non solo oggi ma anche in altre circostanze. Assieme a Fiorello anche tra i testimoni Luca Parmitano. Magia vera. Catania è una città che non sta mai ferma, cresce, cambia, rinasce ogni giorno. È giovane. Lo avete visto? E guarda lontano, al 2028 e anche oltre. Io quegli sguardi li conosco bene, sono profondi, potenti, creativi. Sono gli occhi della nostra Sant'Agata, Sant'Aida. È un breve estratto dell'intervento di Fiorello. Ovviamente con tante peculiarità che raccontano Catania. Allora ovviamente la notizia diciamo della presentazione della candidatura la troviamo sulle pagine della Sicilia di Catania. Parmitano tra i testimonial di questa candidatura, oltre a Fiorello. Però bisognerà attendere per sapere l'esito, perché adesso diciamo, si ascolteranno anche le altre candidate, sono in tutto 10 compresa Catania, quindi l'audizione ieri a Roma, la città vincitrice appunto sarà proclamata il 27 marzo. Dicevamo 2 testimonial d'eccezione, Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Fiorello, il sindaco ha ribadito come il passato rappresenti un patrimonio intoccabile ma non immobilizzante. Sono intervenuti a Roma anche il presidente della regione Renato Schifani e gli esperti poi che hanno lavorato al progetto, quindi una presentazione in pompa magna per diciamo, alimentare le speranze di Catania, capitale della cultura 2028. Adesso possiamo continuare con... Sì, restiamo su Catania, restiamo sulla Sicilia di Catania, poi vediamo le prime pagine invece dei quotidiani. Restiamo su Catania perché c'è in corso ovviamente una crisi, una vertenza sindacale, una crisi industriale, quella della SIFI, che è una storica società che produce farmaci, insomma, della farmaceutica, che insomma è stata acquisita. Adesso però ci sono degli esuberi, una cinquantina di esuberi, quindi qui si apre diciamo, il discorso, il tavolo con i sindacati, quindi anche la Vardera, insomma il deputato regionale, chiede all'Ars un'interrogazione per capire com'è finita e cosa sarà appunto di questa storica azienda catanese, quindi un sit-in di solidarietà. Ieri invece davanti alla sede di Confindustria dei lavoratori, vedremo cosa succederà. Poi sempre su Catania troviamo altre notizie che riguardano ovviamente la cronaca, ma una notizia un po' di colore anche, insomma, come ogni anno arrivano all'Università di Catania gli studenti Erasmus che insomma vivranno per un anno il colore dell'Europa dallo sguardo di Catania, quindi 130 Erasmus Plus si chiama adesso il progetto. Ieri il Welcome Day per gli studenti, quindi insomma un po' di aria estera a Catania. Allora torniamo invece sulla prima pagina della Sicilia di Catania, perché i 2 titoli principali sono dedicati appunto uno alla spiaggia di Mondello, spiaggia libera, nel senso che è stata liberata dalle concessioni dopo ombre sulla gestione, 117 anni appunto di concessione demaniale. E poi una questione che riguarda la cava di Melilli. La cava, il miracolo della cava che nessuno voleva, dopo 8 anni insomma, di procedure, di burocrazia, adesso
aprirà questo mega impianto a Melilli, e qui ci sono ovviamente tutti i retroscena sulla politica. Queste le due notizie principali, poi troviamo altre notizie che arrivano dalla Sicilia, il ferimento del ragazzino da parte di un coetaneo con un martello a Gela. Questa è un'altra notizia, insomma, abbastanza curiosa, perché dopo il vaccino, dopo aver visto somministrato il vaccino anti-Covid, un uomo ha fatto denuncia per una paralisi al braccio dovuta, secondo lui, al vaccino di Covid. Ha avuto ragione da parte del tribunale e sarà indennizzato a vita. E poi ancora no al nordafricano sui bus, poi gli insulti, ci vorrebbe Hitler. Tutto questo è successo a Paternò. Questa notizia, diciamo, la approfondiamo un po' meglio dalle pagine interne, perché insomma le parole sono importanti, anzi importantissime. Ci vuole Hitler con i forni crematori. Che cosa è successo? Un autista a Paternò, un autista degli autobus della ferrovia Circumetnea, non fa salire un nordafricano, secondo poi l'articolo, adesso lo vedremo, non perché fosse nordafricano ma perché l'autobus era pieno. Il nordafricano prova a bloccare l'autobus, bagagli travolti, quelli del nordafricano, dall'autista che si era rimesso in moto, e poi dai colleghi che sono intervenuti appunto gli insulti razzisti. Interviene la ferrovia Circumetnea, che condanna certamente le parole, ma dice ma l'autista ha rispettato le regole. Tutto questo diciamo è successo mercoledì mattina a Paternò. La vicenda però viene fuori perché una delle passeggere l'ha voluta raccontare sui social, e qui vedete, braccio paralizzato, invece dopo il vaccino anti-Covid riceverà un indennizzo a vita. Il Tribunale di Agrigento condanna il Ministero della Salute. Perché? Perché quest'uomo è stato costretto a lavorare al computer con le dita di una sola mano, con tutte le difficoltà del caso, perché è rimasto paralizzato all'arto sinistro dopo 2 dosi di vaccino anti-Covid. Questo almeno ha accertato il giudice della sezione del lavoro di Agrigento, che appunto ha condannato il Ministero della Salute. Siamo sempre sulla Sicilia. Andiamo invece a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, perché le aperture sono, diciamo, di carattere nazionale. Sulla legge elettorale la mossa del centrodestra, diciamo, gli scudi del Partito Democratico, che dice inaccettabile, poi il racconto ancora terribile del cuore al bambino di Napoli. Domenico, viene fuori che il cuore era praticamente talmente congelato che sembrava una pietra. Tentammo, dicono gli infermieri del Monaldi, dell'ospedale napoletano, di scongelare il cuore con acqua fredda e acqua calda, ma insomma poi non c'è stato nulla da fare e il bambino ha subito comunque il trapianto. Poi notizie siciliane: Gela prende a martellate il compagno di scuola, e poi Niscemi, come abbiamo visto, la riunione tecnica al MIT per programmare gli interventi sulla viabilità. Tante notizie ovviamente che riguardano la cronaca regionale, che qualcuno ha già visto, come gli interventi sulla spiaggia di Mondello. Poi Messina vive ovviamente un clima elettorale, perché a maggio si voterà per le amministrative, quindi verso le amministrative a Messina. Centrosinistra ancora in stand-by, per Basile ultime ore da sindaco. Questo è la Gazzetta del Sud. Andiamo a vedere invece la Repubblica di Palermo. Abbiamo visto già il titolo in prima pagina, quindi vediamo le altre notizie. C'è uno scandalo che riguarda l'amministrazione, la burocrazia regionale siciliana, che riguarda in particolare Cuffaro, scandalo SAS, Schifani pronto a silurare Pantò, appunto, che è il fedelissimo cuffariano piazzato appunto nella gestione del CDA dell'azienda regionale siciliana. Sui rider, che è una notizia, diciamo, di carattere nazionale, che insomma nei giorni scorsi ha capitalizzato l'attenzione di tutti i giornali. Ovviamente ci sono anche le inchieste che riguardano la Sicilia. I rider siciliani restano col fiato sospeso, mentre la Procura di Milano indaga sulle grandi piattaforme come Glovo e Deliveroo. A Palermo la lotta dei fattorini ha prodotto sentenze di portata nazionale. I fattorini chiamano i sindacati per rivendicare i propri diritti, quindi insomma vedremo cosa succederà. E poi ovviamente abbiamo già visto a Gela le martellate al compagno di scuola. Questa è una notizia, insomma, che è andata a finire anche sui quotidiani nazionali. Vediamo invece dentro il Giornale, perché
Sulle clientele facili, eccolo qua, questo è un tema di oggi sollevato appunto dal quotidiano La Repubblica, le clientele e le promozioni facili. Quindi chi è questo Pantò? Pantò appunto è un fedelissimo, lo vedete qua, Mauro Pantò, fedelissimo di Totò Cuffaro, che ha partecipato insomma a tutte le sue campagne elettorali, in questo momento ovviamente fatta fuori la DC dal governo regionale, resta una spina nel fianco del governo Schifani, e però si evidenziano insomma come alcune situazioni insomma siano davvero poco chiare, appunto come le clientele e le promozioni facili. Velocemente vi faccio vedere anche, prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, due notizie che riguardano lo sport. Perché? Perché ieri la penalizzazione alla Siracusa, il -6, quindi il Siracusa che precipita inevitabilmente all'ultimo posto della classifica, la società rischia di scomparire, quindi c'è l'incubo fallimento, rischia di scomparire dalla Serie C per la terza volta in 15 anni, quindi non è un momento felice per lo sport siracusano. L'altra faccia della Serie C è a pochi chilometri di distanza ed è quella del Catania, che ieri si è allenata a porte aperte con i tifosi, quindi sotto lo sguardo dei tifosi, che non fanno mai mancare il proprio affetto alla società rossaazzurra. 2000 a spingere il Catania verso Salerno e Benevento, quindi le due partite e le due sfide che segneranno inevitabilmente la stagione dei rossaazzurri. Entusiasmo popolare, cori per la squadra di Toscano, oggi parla il tecnico, poi le convocazioni e la partenza per il ritiro in Campania. Dall'altro lato, attenzione, perché il Catania troverà un nemico ostico. Ieri la Salernitana ha presentato Serse Cosmi, altro che bollito, dice: sento dentro una scarica di adrenalina. E sappiamo sempre che le squadre, quando cambiano allenatore, hanno, come dire, qualche motivazione in più per scendere. Esatto, per scendere in campo un po' più entusiasti e motivati. Grazie Luca, con te fra poco ci ritroviamo per proseguire la lettura dei quotidiani, stavolta saranno quelli nazionali. Intanto vediamo la situazione traffico, vedo da Sanremo già primi movimenti e fra poco andremo anche a Sanremo. Vediamo subito allora qual è la situazione traffico a Catania. Tondo Gioieni, mi pare di poter dire che oggi la situazione in questo momento è piuttosto scorrevole nella parte alta proprio della circonvallazione al Tondo Gioieni. Andiamo a vedere invece via Vincenzo Giuffrida, anche qui situazione di grande calma per l'ora, evidentemente oggi forse molti sono rimasti a casa. Vediamo se possiamo anche un altro tratto della circonvallazione, la conferma comunque che il traffico è abbastanza scorrevole oggi sulla città di Catania. L'Etna, un pennacchio leggero di fumo dalla sommità del vulcano. Diciamo che con queste giornate di sole e di caldo la neve si sta un po' sciogliendo. Abbiamo dunque visto qual è la situazione in Sicilia. Adesso un collegamento di appena un minuto per dare il buongiorno alla nostra Emanuela Corsi, che vedo già collegata davanti all'Ariston. A te la linea, Emanuela, e poi torneremo con un'ampia pagina dedicata a Sanremo. Buongiorno Angelo, come vedi siamo già pronti per il nostro collegamento mattutino durante Buongiorno Sicilia per raccontarvi quello che è successo ieri sera durante la terza serata appunto del Festival di Sanremo, ma vi daremo anche qualche anticipazione per quanto riguarda questa sera, una serata molto attesa, quella dei duetti. Non mancherà non solo la musica ma soprattutto tanto spettacolo. Bene, allora fra poco, subito dopo la rassegna stampa, saremo da te e saremo anche con Veronica Barbarino. Intanto breve sosta e poi la lettura dei quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, allora dai quotidiani nazionali con Luca Ciliberti. Sì, grazie Angelo. Allora, cominciamo la lettura. Oggi due principali notizie, insomma, sui quotidiani nazionali che troveremo, che leggeremo, che approfondiremo. Uno riguarda i file di Epstein. Ieri dalla Commissione di Vigilanza è stata audita l'ex First Lady Hillary Clinton, che ha ribaltato le accuse, dice: attenzione, guardate, andatevi a sentire anche Donald Trump, interrogate lui e ne scoprirete molto di più di questi file. E poi la legge elettorale con il blitz del centrodestra che
propone un testo nuovo, un testo da cambiare. Qui siamo sul Corriere della Sera, il titolo d'apertura è "Scontro sulla legge elettorale, intesa nella maggioranza sul proporzionale e soglia al 3%. Questo è quello che dovrebbe cambiare con lo Stabilicum, che dovrebbe essere il nome della nuova legge elettorale. Vedremo poi come andrà a finire. Sembra un percorso tutto in salita, perché già il Partito Democratico dice che questa è una legge inaccettabile. Il testo del centrodestra: premio a chi supera il 40%, no delle opposizioni. Quindi vedremo. Poi Epstein, l'atto di accusa di Hillary Clinton, io non l'ho mai visto, interrogate Donald Trump, quindi si allontana, diciamo, da queste accuse la moglie del presidente Bill Clinton, che sarà sentito in queste ore. Dice di non aver mai incontrato Epstein, quindi questo diciamo, imprenditore che sta mettendo veramente ferro e fuoco l'amministrazione americana con i suoi file, con le sue foto segrete. Dice io non l'ho mai visto, quindi andate a vedere Trump, perché Trump sicuramente lo conosceva bene, meglio di me, e ovviamente troverete tanti indizi e tante notizie in più, quindi ribalta, diciamo, l'accusa, in questo caso pesantissima, verso il Presidente degli Stati Uniti. Poi altre notizie che troviamo in prima pagina: il ghiaccio secco per il cuore, l'equipe di Napoli mi diede l'ok, quindi qua parla l'operatrice di Bolzano. Questa è una notizia ovviamente che continua a far discutere. Poi il caso Al-Masri, chiusa l'indagine su Bertolozzi, che adesso potrebbe rischiare il processo. Il capo di gabinetto del ministro Nordio, lei ovviamente si difende, dice vado avanti, non ho alcuna intenzione di dimettermi. E poi in apertura la foto di Carlo Conti, direttore artistico del 76esimo Festival di Sanremo, con la modella Irina Shayk, che ieri ha partecipato, diciamo, tra gli ospiti alla terza serata del festival. Ramazzotti starà al festival, ma gli ascolti sono in calo, quindi un festival, diciamo, che non sta in qualche modo entusiasmando, almeno per quanto riguarda gli ascolti, rispetto agli anni precedenti. Poi andiamo a vedere La Repubblica. Hillary accusa Trump, eccolo il titolo principale. Clinton interrogata dalla commissione sugli Epstein File, oggi tocca al marito Bill, dovete indagare sul presidente, non su di me, avete visto le parole, si dimette il CEO del forum di Davos, che appunto in qualche modo è implicato anche in questi attacchi. Poi la foto al centro, ovviamente, che troviamo riguarda il Festival di Sanremo con Eros Ramazzotti, Alicia Keys, ieri super ospiti al festival, bella pagina di spettacolo, però il titolo ovviamente è il commento: è il festival che delude e punta già, guarda già al prossimo anno. Legge elettorale, colpo di mano del centrodestra, abbiamo già visto il testo depositato alle Camere, il Partito Democratico, quindi il leader del principale partito di opposizione, che in qualche modo lamenta questo blitz, diciamo le defianze di questo testo. Avete visto verso il processo il capo di gabinetto e l'ira di Nordio, che si sente ovviamente attaccato nei giorni in cui si chiude la campagna referendaria. La Stampa, che apre invece sulle elezioni: scontro sul premio di maggioranza, per chi supera il 40%, e diciamo, secondo il disegno di questa nuova legge elettorale torna il proporzionale senza le preferenze, quindi insomma, che era una dei punti su cui si discuteva e che volevano appunto conquistare tutti i partiti trasversalmente, sia di destra che di sinistra. Il centrodestra deposita la nuova legge sul voto, sbarramento al 3%, e invece la questione diventa irricevibile appunto per i partiti di minoranza, che dicono è solo un modo per blindare in questo momento il potere. Nella palude di Epstein, anche qui vedete i racconti sui file e l'audizione in commissione a New York della ex First Lady Hillary Clinton. Vediamo un po' come, secondo i sondaggi, le proiezioni, insomma, sui numeri attuali, cambierebbe il Parlamento con questa attuale, con la proposta di nuova legge elettorale, proporzionale e premio.
Ecco le nuove regole. Diciamo di fatto la destra ha più chance, motivo per cui si vuole cambiare la legge elettorale. Quindi con il Rosatellum, vedete, in questo momento diciamo, le Camere sono più o meno vicine con le percentuali insomma, tra Senato e Camera. Queste sono le proporzioni, lo vediamo da questo lato, quindi insomma c'è un po' più di equilibrio con questo nuovo sistema elettorale. Invece con il premio di maggioranza al 40% e il ritorno del proporzionale, vedete, schizza in avanti la striscia blu, che è quella insomma, che rappresenta il centrodestra, il semicerchio blu, quindi diciamo, c'è una sproporzione con gli attuali numeri del Parlamento sulla presenza di deputati e senatori. Quindi insomma questo ovviamente non piace ai partiti di minoranza, che cercano una proposta un po' più seria, un po' più equilibrata. Ritorniamo invece sulla lettura delle prime pagine, vediamo il quotidiano Avvenire che apre con questo titolo: corse a perdere, vediamo qua, eccolo qua, corse a perdere, paghe da fame per i rider, bilanci quasi tutti in rosso per i gruppi del cibo a domicilio e l'intero sistema che non regge, tra margini troppo bassi e il continuo taglio dei costi. Quindi c'è una bella inchiesta insomma, su questa questione che riguarda il cibo a domicilio. Poi anche qui la legge elettorale, c'è un testo, liste sempre più blindate, blitz della maggioranza, opposizioni sulle barricate, diventa appunto tutto irricevibile. Questo è Avvenire, quotidiano Avvenire. Poi andiamo a vedere un po' di quotidiani diciamo nazionali. C'è un bel sondaggio sui quotidiani del gruppo quotidiano nazionale, Giustizia, il nostro sondaggio, il sì è avanti al 54%, quindi insomma voti sul referendum che andrà appunto, che si voterà appunto a fine marzo, rilevazione dell'Istituto Piepoli, affluenza al 45%, gli indecisi al 18%, a favore i giovani, e qui diciamo adesso la partita si riapre, perché insomma le distanze fino a qualche settimana fa erano molto più larghe. Poi sul caso Al-Masri, che abbiamo visto, il capo di gabinetto a rischio processo, quindi l'ira di Nordio, perché appunto in questo momento il ministro è impegnato anche a fare campagna elettorale verso il referendum. Un rinvio a giudizio del suo capo di gabinetto potrebbe ovviamente azzoppare questa campagna elettorale. Poi abbiamo visto Hillary Clinton che depone sui file Epstein. Andiamo a vedere altri quotidiani velocemente, eccolo qua. Il Messaggero focalizza l'attenzione, il titolo dell'apertura, su quello che è successo al bambino Domenico all'ospedale Monaldi, il bambino che doveva essere trapiantato di cuore, e qui emergono nuovi inquietanti particolari messi addirittura in prima pagina secondo il racconto dei testimoni. Domenico, quindi il bambino, è stato 14 minuti senza cuore, quindi i momenti chiave dell'equipe del Monaldi a Bolzano, la rissa con i colleghi di Innsbruck, gli infermieri che dicono l'organo è un blocco di ghiaccio, quindi diciamo, l'utilizzo dell'acqua calda per scongelarlo, poi l'acqua tiepida, insomma questo cuore ovviamente che ha cessato poi di funzionare, e uno dei sanitari disse appunto così: non batterà mai. Ovviamente prima pagina sul Messaggero, quotidiano di Roma, chi c'è? C'è Eros Ramazzotti, cantante diciamo, romano, che dice il ritorno di Eros a Sanremo, quindi con Alicia Keys, problemi tecnici, insomma, e poi 40 anni dopo, esattamente 40 anni dopo, il ritorno sul palco della canzone che vinse quel festival di 40 anni fa, nel 1986, appunto Adesso tu. Siamo probabilmente, lo chiedo a te, in chiusura, sì. Forse abbiamo il tempo di leggere un'ultima pagina. Un'ultima prima pagina. Un'ultima pagina, scegliamo una a caso. Scegliamo il Fatto Quotidiano, che oggi insomma sul caso Al-Masri, insomma sul Meloni, sulle liste bloccate, insomma tanto da dire. Quindi promesse tradite, liste bloccate tipo Porcellum e Rosatellum, Meloni l'ultima giravolta, si rivota senza preferenza. Abbiamo visto un po' tutto quello che significa questa nuova legge elettorale, quindi insomma ci fermiamo qui, poi magari in ultima parte approfondiamo qualche notizia. Grazie Luca, ci fermiamo, pubblicità, fra poco andremo a Sanremo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come annunciato, adesso è il momento di parlare di Sanremo, il primo segmento che dedichiamo stamattina al Festival della Canzone
italiana. Vedo, e abbiamo già visto prima, la nostra Emanuela Corsi, ma vedo anche collegata la nostra Veronica Barbarino. Allora, abbiamo già le due diciamo, postazioni attive. Cominciamo da Emanuela, che ha un ospite. Buongiorno Emanuela, buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Angelo, tra tutte le fortune che mi potevano capitare in questo primo collegamento mattutino con poche ore di sonno e naturalmente, come tu ben sai, con pochi minuti per prepararmi, ecco, di incontrare il guru dell'hairstyling. Buongiorno a Salvo Filetti che è qui, anche... Buongiorno a tutta la Sicilia, dai, sì. La Sicilia a Sanremo. La Sicilia a Sanremo che noi rappresentiamo, che tu rappresenti, tra l'altro lui sta curando il look di alcune cantanti, di Mara Sattei. Mara Sattei personalmente, perché è un bel progetto di bellezza che stiamo portando avanti, stiamo declinando tutta un'idea di old money, questo trend che celebra questa nuova eleganza che si ispira dagli anni 50 e 60 in poi, ma che è assolutamente ipercontemporaneo, reso a volte anche molto più minimale, e quindi nel dettaglio c'è un bel progetto, ma è una costante poi tra l'altro, perché questo mood, basta vedere tutte le onde che sono state declinate in tutte le possibilità nel palco dell'Ariston con queste splendide donne, questo mondo di sinuosità, di forme curate e di wet. Il wet, quindi tutto l'effetto bagnato, è veramente il nuovo trend che dai red carpet a Sanremo, che è il red carpet per eccellenza, voglio dire, sta confermando questa nuova idea di eleganza. Quindi per tutte le donne che nei loro momenti speciali, adesso stiamo andando nella stagione in cui ci saranno tanti momenti speciali per tutte le donne, ecco, questo è uno dei trend da controllare e da anche imitare, copiare, specie per le nostre estati che sono particolarmente afose, quindi anche lì questa cura del dettaglio può fare la differenza. Senti, per quanto riguarda il look della Pausini, che cosa mi dici? Lei sta scegliendo comunque un'acconciatura proprio minimal, molto semplice. Sì, anche troppo in alcuni casi. Poi capisco perché deve sdrammatizzare, perché se a quel mondo, a quell'outfit così importante in alcuni casi aggiungesse troppo, anche sai, poi a un certo punto da qualche parte devi sviluppare un'idea di sottrazione, perché se lavori sempre per addizione, poi specie poi la Pausini, splendida donna, ma non è una modella, quindi capisce anche che da qualche parte deve, voglio dire, alleggerire, e quindi ha preferito farlo fin qui sui capelli. Lo capisco. Avresti osato? No, osato no, però una ricercatezza in più sì. Una ricercatezza in più sì, perché a volte dice ma è come se non ci fosse coerenza, o comunque come se raccontassero storie diverse, no? I capelli, i vestiti, però ripeto, funziona anche perché poi lei vuole sdrammatizzare anche nel suo personaggio, parla di mortadella, parla delle scarpe che le fanno male, quindi non può essere neanche impostata troppo a diva, quindi lo capisco. C'è qualcuno che ti ha colpito positivamente? Ma guarda, l'evoluzione di Arisa l'ho trovata molto molto interessante, poi io amo, anche perché voglio dire, la seguiamo da diversi anni, amo Dito nella piaga, perché è veramente, cioè se oggi dovessi dire chi immagino vincendo possa rappresentare l'Italia all'Eurovision, cioè voglio dire, un po' per il pezzo, un po' per il look, è una che ha un carattere internazionale, capito? Quindi ci hai svelato già la tua preferenza, no, perché se si va all'Eurovision si vince anche il festival. Ora non so, ripeto, quale classifica, io non l'ho capita fino perché lei non è risultata tra i primi 5, quindi la vedo nera. Poi vediamo se tranne che oggi le cose o domani si capovolgono, però tu capisci che però se tu dovessi dire la figura internazionale, cioè una figura italiana che può rappresentare a livello internazionale, sia ripeto per immagine ma anche per musicalità, personalità, io secondo me è quella. Grazie, Emanuela. Salvo, ti facciamo lavorare. Grazie. Sì, c'è Angelo in studio, dimmi Angelo. No, semplicemente lui non sente, no, andiamo adesso da Veronica che abbiamo già diciamo in collegamento, e poi torneremo di nuovo da te per parlare anche di musica. Perfetto. In qualche modo. Con Veronica adesso parliamo, immagino di... Buongiorno. Che cos'è? Siamo a tavola? Di buona mattina?
Sì, buongiorno Angelo. E abbiamo qua una lady chef, abbiamo Tiziana Zito che rappresenta un po' appunto tutti gli chef d'Italia che si riuniscono qui a Sanremo per farci mangiare. Certo, allora buongiorno a tutti, sono Tiziana Zito della Federazione Italiana Chef, sezione Liguria, Genova e Tigullio, e arrivo da Genova e sono qui che aspetto la mia brigata perché oggi cucineremo per voi, per la stampa, per gli artisti a casa Sanremo. Che cosa proponete? Sicuramente un menù leggero perché le giornate devono essere movimentate ed è giusto essere leggeri, un bel antipastino sicuramente di mare, magari una piccola versione del nostro famoso capomagro, un risottino con la presciunsea condito alla fine con basilico DOP fresco e poi magari un pesciolino tipo una sogliola alla mugnaia, oppure vediamo un attimino cosa ha portato la nostra produzione. Diciamo che un pochettino stamattina siamo un po' ancora in mystery box. Per usare termini da Masterchef. Esatto, quindi, però ovviamente dobbiamo avere la nostra abilità, dobbiamo essere pronti a cucinare qualsiasi cosa ci propongono stamattina e ne siamo lieti perché è un grande onore per noi essere qua a casa Sanremo, tra l'altro di Gambero Rosso quest'anno, quindi Quante siete le lady chef in Italia? Allora noi, le lady chef quest'anno compiono 30 anni e siamo 300 tutto sull'insieme della federazione nazionale. Più numerosi sono i nostri colleghi uomini, però devo dire che la Lady Chef, la federazione si è distinta proprio come pari opportunità, perché comunque avere già una storia trentennale di supporto alle donne, noi ci muoviamo anche per cose al femminile, non che questo esuli la parte maschile dal femminile, no? Vorremmo potesse essere tutto un insieme, però è giusto avere anche un distinguo perché è bello anche essere donne. Veronica! No? Cioè, diciamolo, no? Non è che possiamo essere uguali in tutto. Arriva una domanda dalla... No, prima della domanda io volevo ringraziare la tua ospite, ma dobbiamo correre, il tempo ci insegue, ci rincorre in maniera davvero incredibile. Grazie per la presenza stamattina di questa Lady Chef che rappresenta la Liguria. Qualche giorno fa abbiamo parlato anche della Sicilia. Grazie ancora e buon lavoro, buona giornata. Torno da Emanuela, parliamo un po' di musica. Abbiamo pochissimo tempo, devo essere sincero in questo primo segmento, poi cercheremo di recuperare magari nella seconda parte. Cominciamo però, Emanuela, se sei d'accordo, da quella che è la classifica parziale che è venuta fuori dalla terza serata di ieri. Ci sono dei nomi ricorrenti che abbiamo visto anche nella prima serata, in qualche modo ci sono dei punti di contatto, quindi evidentemente forse si delinea qualcosa, ma diciamo ancora dobbiamo capire poi cosa succederà domani sera, ovviamente. Sì. Come dicevi tu, ci sono dei nomi ricorrenti, ricordando che ci sono delle giurie diverse che si sono espresse dalla prima serata sino poi alla seconda e terza. Prima serata dedicata al voto della sala stampa, TV e web, mentre nella seconda e terza serata si è espresso il televoto da casa e poi la giuria delle radio. Però qualche nome effettivamente ricorre e piace sia alla giuria della sala stampa che alle altre due, ma soprattutto al pubblico da casa. Allora, questa classifica provvisoria di ieri vede tra i primi 5 Arisa, Safe e poi Serena Brancale, Luché e Sal Da Vinci. Questi sono i 5 nomi che noi vi proponiamo appunto in questo Abbiamo rivisto diciamo quelli che sono i 5, diciamo i primi 5 senza una classifica definita ovviamente di quella che è stata la terza serata di ieri. Veronica, fra poco arrivo anche da te, però ci dobbiamo fermare. Emanuela, questo è il primo segmento dedicato a Sanremo per questa mattina, ci fermiamo qui, fra poco avremo un ospite in studio e poi nella seconda parte, quando torneremo da voi, parleremo chiaramente della vittoria nella sezione dedicata ai giovani e con Veronica conosceremo meglio il vincitore, poi invece avremo anche altre interviste, lo faremo con la nostra Emanuela Corsi. Fra poco torno da voi a Sanremo, intanto breve sosta e poi di nuovo in studio.
Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Venerdì ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, prevalenza di sole ma con delle nebbie in Val Padana e nubi marittime un po' più diffuse sulle coste tirreniche, specie tra Liguria e Toscana. In Sicilia prevalgono ancora condizioni soleggiate, ci sarà qualche nuvola sparsa di passaggio ma senza conseguenze, venti deboli e mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Le temperature si mantengono su valori stazionari in linea con il periodo o anche leggermente superiori. Durante il giorno si toccano anche 17-18 gradi sulle aree costiere e pianeggianti. Poi sabato la situazione ancora non cambia, infiltrazione di aria un po' più umida disturbano l'anticiclone portando a qualche annuvolamento specie sui settori tirrenici ma ancora senza grandi conseguenze. I venti si mantengono deboli e anche il mare generalmente poco mosso. Le temperature anche in questo caso sono stazionarie con valori minimi anche intorno ai 6-7 gradi nelle aree interne, poi durante il giorno si sale sopra i 15 un po' ovunque. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Bene, torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso ci facciamo un po' più seri, abbiamo parlato fino adesso di Festival di Sanremo, adesso invece con il professore Carmelo Rizzari. Buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Parleremo e parliamo di questo master che nasce a Catania in psico-oncologia pediatrica. Il tema è molto delicato, è molto importante anche, grazie per essere con noi, lo ribadisco ancora perché lei insomma, è un luminare in questo campo, grazie. Già presidente del SIOPE ma anche professore straordinario di pediatria Università di Milano Bicocca, ma anche responsabile della emato-oncologia pediatrica del San Gerardo dei Tintori a Monza. Allora. Sì. E aggiungerei, se mi permette, siciliano e catanese di origine. E questo ci fa piacere, ci inorgoglisce, se permette, professore. Allora, l'Università di Catania ha messo su questo master, un master di secondo livello, importante, perché qual è lo scopo? Immagino quello di formare dei professionisti che possano e sappiano diciamo in qualche modo affrontare quello che è un tema delicatissimo dell'oncologia in pediatria, perché i bambini non hanno bisogno soltanto di cure mediche. L'introduzione che lei ha fatto proprio circoscrive perfettamente l'area. L'oncologia pediatrica è un'area estremamente ristretta, nella quale girano emozioni ma anche tecnicismi e soprattutto difficoltà, a volte anche diagnostiche. Parliamo di malattie rare, in Italia si diagnosticano ogni anno circa 2500 nuovi casi e quando io dico ai qualche specializzando o qualche studente rispetto a questo i tumori dell'adulto sono un pachiderma, e quindi si può immediatamente capire come la rarità di queste patologie necessita una dedizione e anche un'attenzione. Questo master va e cresce grazie all'Università di Catania, al Policlinico, a Wonderland, che è questa straordinaria realtà che si è concretizzata, e devo dire io che posso dire di conoscere bene la realtà psico-oncologica italiana, europea e vorrei dire anche internazionale, si colloca come un master di eccellenza non solo per i docenti ma anche perché il tema formerà delle persone che saranno degli esperti nel campo della comunicazione. Perché la comunicazione è così importante? Perché una famiglia, io fui molto colpito da una madre che una volta mi disse: dopo la diagnosi, quando mi diceste della malattia di mio figlio, aveva una leucemia acuta, precipitai in un buco nero, il buco da cui io pensavo di non poter più uscire. In realtà quel momento fu un momento in cui l'uso di una comunicazione adeguata aiutò quella mamma a capire che quel buco in cui era precipitata era un buco da cui si poteva uscire. Ma non soltanto con le parole, ma le parole aiutano in queste situazioni a far accettare alla famiglia di essere incappati in una situazione rara, molto pericolosa, perché purtroppo ancora oggi la guaribilità delle malattie oncologiche pediatriche è intorno all'80%, globalmente nelle leucemie abbiamo risultati ancora migliori, ma certamente diventa un elemento di grande preoccupazione, perché non soltanto la guarigione ma anche gli effetti collaterali. I tumori si guariscono con la radioterapia, con la chemioterapia e con la chirurgia. Oggi come oggi abbiamo fatto dei passaggi straordinari.
Psico-oncologia è fondamentale perché non basta soltanto curare il corpo, non basta soltanto essere certi che la malattia sia andata via, bisogna essere certi che quella famiglia, quel bambino possano essere restituiti a una vita normale, la vita di un bambino e di una famiglia che guarda al futuro. Non è proprio scontato, perché da questo punto di vista il percorso che fa una famiglia è un percorso di dolore a volte, ma a volte anche di speranza, e chi fa questo percorso poi alla fine ti dice, io ho incontrato molti dei bambini che ho curato da piccoli che mi hanno detto io sono diventato più forte. Ovviamente questo non vuol dire che bisogna augurarsi di avere una malattia grave, ma il fatto di poterla gestire dagli effetti collaterali agli effetti terapeutici alla guarigione, la parola ha un'importanza fondamentale. Ecco perché il master da questo punto di vista formerà dei professionisti che su questo lavoreranno a stretto contatto con i medici oncologi, con gli infermieri, e vorrei dire intorno al bambino oncologico c'è una quantità di persone, fortunatamente molto spesso assai professionali, che riescono a aiutare queste famiglie. Io su questo volevo diciamo, proseguire la nostra discussione di stamattina. Il concetto di rete anche tra i professionisti che stanno accanto alla famiglia e alla Assolutamente. La rete è fondamentale perché noi facciamo parte dell'Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica, che è una rete di oltre 50 centri sparsi in Italia, che oggi è il risultato, ripeto, io l'ho portata avanti ma l'ho ereditata da grandi professionisti siciliani, ma italiani, ma anche internazionali, che ha consentito di non sentirsi soli. Vede, quando parliamo dei famosi 5 big killers, no? Cioè i tumori dell'adulto, ci sono centinaia di migliaia di pazienti che si ammalano ogni anno. In Italia si ammalano ogni anno circa 350.000 persone di tumore all'anno, rispetto ai 2.500 dell'età pediatrica. Quindi noi dobbiamo fare massa con la rete. L'AIOP è la rete nazionale, la SIOP Europa, che è la società di oncologia pediatrica europea, di cui sono stato presidente per diversi anni, hanno consentito di mettere in rete. Abbiamo bisogno, per dare sostanza e spessore a queste patologie, perché altrimenti la rarità a volte non ci consente neanche di avere uno trattamento standardizzato. Soltanto mettendosi insieme, questo è una cosa che caratterizza noi pediatri oncologi, sappiamo che dobbiamo stare insieme per capire di più, per usare meglio i farmaci, per prevenire gli effetti collaterali a distanza. Non ci sono soluzioni, c'è soltanto quello, la rete, come lei ha detto. E allora adesso attenzioniamo quella che sarà la sua lezione, perché ci sono alcuni punti importanti che vorrei sottolineare e evidenziare con lei, non solo l'insorgenza, la classificazione del tumore, ma anche, diciamo, la diagnosi e le strategie che servono. Non sono da solo, fortunatamente ci sono anche degli altri colleghi che sia nell'Università di Catania che all'ospedale policlinico, insomma miei colleghi che conosco, con cui lavoro da tanto tempo, il dottor Lonigro, il professor Di Cataldo. Diciamo, l'istituzione è un'istituzione che come dire, ci consente di avere professionisti che fanno bene il loro lavoro, e la diagnosi è importantissima, perché la stadiazione, il trattamento e la riduzione degli effetti collaterali è molto importante da questo punto di vista. Essere dei professionisti in quest'area ci consente. La lezione, che ripeto condividerò con altri colleghi dell'area, è puntata proprio ad creare in inglese si chiamerebbe setting the scene, cioè fare un po' il piano di lavoro, chi è il bambino, qual è la malattia, qual è la diagnosi, su cui i psico-oncologi poi lavoreranno insieme a noi. Ed è una cosa importante che ciò avvenga in maniera precisa, perché sapere che un paziente ha una malattia che si chiama linfoma, piuttosto che leucemia, piuttosto che tumore cerebrale, è fa cambiare l'approccio, perché sono diverse le cure e sono diverse anche le sensibilità. Poi c'è, io lo chiamo sempre il basso di fondo, no? Il rumore di fondo, nel quale tutte le famiglie hanno bisogno di essere sostenute. La parola, la diagnosi
detta nella maniera giusta, in un ambiente giusto, non bisogna essere mai troppo veloci in questo, bisogna prendersi il tempo, perché il tempo è il miglior consigliere da questo punto di vista. Il trattamento ovviamente è un trattamento impegnativo, ci sono grandi professionisti, gli psico-oncologi in questo master che si formeranno avranno a disposizione non soltanto le mie conoscenze che trasmetterò rispetto alla diagnosi. Questa è la diagnosi, il mondo delle diagnosi, ma questi sono i problemi che dalla diagnosi del trattamento verranno fuori. Come aiutare le famiglie? Io sono un pediatra di formazione e il mio obiettivo è quello di restituire sempre alla famiglia il bambino nella sua integrità psicofisica. Da questo punto di vista, il bambino con tumore, il bambino con la leucemia, la famiglia con questo, quel buco nero noi dobbiamo farlo diventare un buco di luce e di speranza. Professore, buon lavoro. Grazie. E buona lezione per insomma, quello che sarà poi, speriamo, un contributo fondamentale per la formazione di altri grandi professionisti che possano aiutare nel momento, ahimè, speriamo mai, ma del bisogno, persone, professionisti preparati che sappiano affrontare non solo la malattia, ma anche quello che c'è tutto quello che c'è attorno. Altrettanto importante. Che è fondamentale. Altrettanto importante. Grazie al professore Carmelo Rizzoli che è stato con noi questa mattina. Grazie. Buongiorno Sicilia. Buongiorno. Ci dobbiamo fermare. Buongiorno a lei. Buona prosecuzione. Grazie, ci fermiamo. Pubblicità e poi torniamo di nuovo, andiamo a Sanremo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, come promesso torniamo a Sanremo, ricominciamo da Veronica Barbarino perché parliamo dei giovani, del vincitore, ma devo dire dei vincitori, perché anche diciamo, la seconda classificata ha avuto tantissimi riconoscimenti. A te allora la parola. Sì, ieri sera c'è stata la finale di Sanremo Giovani e ha vinto Nicolò Filippucci. Lo ricordiamo, lo conosciamo dal talent Amici e lui è riuscito a sbaragliare e vincere contro Angelica Bove. La sua canzone Laguna batte quella di Angelica dal titolo Mattone. Dovremmo avere delle immagini con Angelica Bove, ha vinto anche il premio della critica per la canzone Mia Martini. Ma A Sanremo però andiamo dalla nostra Emanuela che ci racconta di qualcosa di particolare che è successo ieri, diciamo nel pomeriggio di ieri. Ci sono stati dei momenti un po' diciamo interessanti, tipici di Sanremo, tanto gossip, mettiamola così, Emanuela. Sì, gossip, insomma qui succede veramente di tutto, perché lo spettacolo non è soltanto sul palco dell'Ariston, l'abbiamo detto tante volte, ma lo spettacolo è sempre a Sanremo, per le strade, nelle piazze, in tanti luoghi. Per esempio vicino al Casinò ieri c'è stato un divertente siparietto con protagonista Belen Rodriguez, che ha ricevuto una bella serenata dal suo partner Samurai J, che questa sera, appunto, ricordiamo, cantante in gara, si esibirà proprio con lei nella serata dei duetti. Si esibiranno con Baila Morena. E allora vediamo questo contributo. Ciao, per fare una dedica Belen, lei per sempre, ma il profumo tu sulla capella non passa mai, no mai, libero fa sicuramente. Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma no che pena, siamo sempre le solite, una tirata tutto il weekend, scrivi le storie e mi racconti un'altra bugia, vuoi la verità, ora penso a me, come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie, siamo solo di venerdì, bailando contigo così, per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia, questo maledetto figlio, ai 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 ai, ancora questo maledetto figlio. Allora, possiamo lasciare certamente, magari se riusciamo ad averlo come, non dico solo come sottofondo, ma anche ci accompagna come video, perché torniamo a Sanremo, andiamo
ancora dalla nostra Emanuela per completare il discorso legato ai duetti di questa sera. Emanuela. Sì, intanto Angelo, permettimi di ringraziare il collega Angelo Pandolfo, che appunto è riuscito a rubare questo divertente siparietto tra Samurai J e Belen ieri pomeriggio appunto al Casinò di Sanremo, e permettimi di salutare tutta la nostra grande squadra tecnica, Alfio Ossino che in questo momento si trova con me, e Mauro Quattrocchi e anche Ottavio Longo che invece ci segue e ci supporta da Catania. Ma torniamo appunto alla quarta serata, la serata forse più attesa, perché sarà anche quella più scoppiettante, più divertente, è la serata dei duetti. 30 big in gara si esibiranno con dei partner, qualcuno ha scelto anche dei partner abbastanza insoliti, come per esempio in questo caso Belen Rodriguez, scelta da Samurai J. C'è chi ha optato per cantanti, ma anche chi per esempio Patti Bravo per un ballerino, un étoile. Insomma, ci sarà veramente un grande spettacolo. Poi a proposito di questa serata, c'è stato un caso legato a Morgan. Morgan fa sempre un po' parlare di sé durante le sue partecipazioni al festival, doveva esibirsi con Chiello durante questa serata dei duetti, però poi a quanto pare questo matrimonio non sa da fare. Morgan ha rilasciato delle dichiarazioni dicendo non parteciperò più perché avrei oscurato, ecco, Chiello con la mia performance, e poi c'è stata la risposta invece del cantante che ha detto non c'era sintonia, ecco, e quindi non si esibiranno più insieme. Noi a proposito dei duetti, ieri abbiamo incontrato e intervistato le Bambole di Pezza, questa rock band tutta al femminile che questa sera si esibirà, pensa, con Cristina D'Avena. Ci hanno raccontato anche delle cose interessanti, ci hanno anticipato qualcosa di quello che vedremo più tardi sul palco dell'Ariston. Lo vediamo. Orgogliose, siamo contenti di poter rappresentare le donne su questo palco. Viva la sorellanza, dimostriamo però in generale che stando insieme e supportarci insieme come un unicum in realtà si possono capire. Che bella cosa che ci hai detto, grazie mille. Sì, siamo contente. Poi le ballad hanno sempre fatto parte del mondo rock, quindi ci piace anche mostrare questo lato un po' romantico del rock, ecco. Ma in realtà sai no, perché comunque la Bambola di Pezza rimanda un po' all'infanzia, no? Quindi questo lato giocoso nostro potrà fuoriuscire tramite proprio la canzone di un cartone animato, è molto carina come poi idea. la faremo comunque appunto in una versione rock e ci siamo trovate benissimo con lei, che è una cantante che fa un sacco di palchi. Noi la dimensione live è quella in cui ci esprimiamo meglio, infatti vi invitiamo tutti poi a venirci a vedere i nostri concerti, certo. E sarà bello. Avete tirato fuori l'anima rock di Cristina. Esatto, la renderemo un'icona super rock. Anzi, nella nostra sorpresa renderemo proprio Cristina ancora di più un'icona rock, super rock. Stupendo, vi aspettiamo ragazze, complimenti. Grazie, ciao. E noi diciamo che fra poco torneremo dalla nostra Emanuela. Intanto vado invece da Veronica Barbarino, perché ha un contributo da farci vedere e da fare sentire particolare con uno dei personaggi diciamo più misteriosi del momento, ma anche a Sanremo. Veronica, è vero? Ecco, sì. Ieri non è stata quella di Belen l'unica serenata, ce n'è stata una un pochino più irriverente, soprattutto per il personaggio e il brano che è stato dedicato. Ieri era presente Tony Pitoni che insieme a Dito Della Piaga stasera si esibiranno sul palco di Sanremo, e ieri lui ha voluto dedicare il suo brano Donne Ricche a Dito Nella Piaga, Margherita, questo è il suo vero nome, e dicendole che se vuole può sposarlo, perché lui è alla ricerca appunto di donne ricche per farsi mantenere. Dovremmo avere un contributo, vediamolo. Lo stiamo già vedendo. Ho anche bevuto un po' prima, infatti sono alticcio. Mi avevano detto che non sarei stato in grado, che non sarei stato all'altezza. Infatti, e invece eccomi qui. Mamma o non mamma? Sei il fiore più bello di tutti. Margherita! Ho profumatamente pagato Tony.
Roberto Carabbi, oh ragazzo, stai diventando sempre più popolare, hai fatto arrabbiare Miss Italia, insomma, ormai sei un gigante. Sono qui per cogliere il momento, come si dice, per dire, come diceva il vecchio Satiro. Allora, abbiamo visto anche qualche momento di quello che è successo alla track di RTL. Se mi togliete il ritorno in studio, lo dico chiaramente alla regia qui a Catania, perché abbiamo un rientro sulle casse. Bene, grazie. Allora, siamo in chiusura con Sanremo. Devo semplicemente ringraziare intanto per il contributo di questa mattina, e chiaramente Veronica Barbarino. Grazie Veronica, ti sentiremo e ti ascolteremo ancora nel corso della giornata. Grazie a voi, buona giornata. Emanuela Corsi, anche per te c'è tanto lavoro in questa giornata sanremese, che è la penultima, ma è una delle più coincitate in assoluto, vi posso garantire. Lì a Sanremo oggi ci sono praticamente quasi le ultimissime scintille, e poi insomma ci sarà la giornata finale per domani. Grazie anche alla nostra Emanuela Corsi. Grazie Angelo, grazie a te. Permettimi di dire soltanto una cosa: sarà una giornata sicuramente ricca di tante emozioni e di tanto spettacolo, ma questa sera, appunto, durante la serata dei duetti si esprimeranno le 3 giurie, perché poi ci sarà un vincitore, quindi il cantante più votato dalle 3 giurie sarà il vincitore appunto di questa serata. Noi naturalmente ci risentiamo con i prossimi appuntamenti, con i collegamenti del telegiornale. Ti saluto, grazie e a più tardi. Allora, ricordiamone in chiusura quali sono i collegamenti. 14:30 abbiamo la finestra con Voci da Sanremo su Telecolor, alle 17:50 su Antenna Sicilia invece una sorta di speciale, un lungo speciale sino alle 18:30 sulla giornata, il riepilogo della giornata, e poi a meno di un'ora dall'inizio del festival, con Voci da Sanremo in contemporanea, reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor, torneremo di nuovo a collegarci con la città del festival. Adesso invece è il momento di sentire l'esperto del festival con le stelle che ci accompagnano. Parlo di Marco Amato. C'è la sigla. Eccoci, è il momento di sentire Marco. Allora, buongiorno ancora Marco e bentornato a Buongiorno Sicilia. Che cosa ci dici di questo festival? Che cosa ci dobbiamo attendere ancora? Allora Angelo, ciao, intanto ti comunico stamattina che per me è una giornata importantissima, finalmente si tirano un po' le redini, Sanremo giunge al suo acme e astrologo soddisfattissimo, perché avevo predetto o vince un venusiano o un mercuriale, quindi o un toro o un gemelli o una vergine. Soddisfattissimo perché Niccolò Filippucci, Vergine, Gemelli, vince appunto nella categoria giovani, mentre invece Angelica Bove, che vince comunque il premio della critica e il premio Mia Martini e Lucio Dalla, ebbene è una toro anch'essa. Soddisfattissimo che sono andate un po' queste mie previsioni a segno per la serata di ieri. Rilancio ancora con le mie previsioni su un'altra toro, su Serena Brancale, ma anche Fulminacci, che confesso assolutamente è stata la mia canzone preferita quest'anno, anche perché col suo contenuto, il suo sound e la sua ricerca filologica ha un po' ricalcato quello che fu Lucio Corsi per me l'anno scorso, quindi ho trovato tanta qualità. Ebbene, lui è della Vergine. E infine, anche se è un po' azzardato, metterei anche un Ariete, Salda Vinci, è del 7 aprile, ma anche un Cancro, Tommaso Paradiso. Ebbene, anche quest'anno il mio dovere l'ho fatto e auguro a tutti un bellissimo Festival di Sanremo. Ci rivediamo lunedì per commentare se l'astrologo ha detto il vero oppure no. Auguro a tutti uno splendido fine settimana. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia e buon Sanremo!
Grazie a te, anche a te un buon Sanremo, e adesso siamo nel segmento finale e torniamo di nuovo ai quotidiani con Luca Ciliberti. Questa è la parte dedicata più alle curiosità, diciamo così, della rassegna stampa. Beh sì, le curiosità, però insomma curiosità che dovrebbe far riflettere in questo momento, perché dopo le Olimpiadi si apriranno le Paraolimpiadi e sembra che su queste Paraolimpiadi ovviamente l'attenzione sia bassa, nonostante la presenza degli atleti paralimpici al Festival di Sanremo l'altra sera. Insomma, sulle Paraolimpiadi di tensione sulla cerimonia, a parte gli atleti russi che diciamo sono stati ovviamente inclusi in una cerimonia di inclusione, ci sono dei paesi che stanno boicottando le Paralimpiadi, e questa è già una notizia, e probabilmente diciamo non ci sarà, qua siamo sul Corriere della Sera, probabilmente scorrendo le pagine non ci sarà agli eventi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quindi questa cosa viene un po' letta come diciamo una mancanza di attenzione verso diciamo, questo tema, il tema dell'inclusione, della diversità, insomma ci si riempie molto la bocca su questi temi. Poi dicevamo curiosità. Allora andiamo a vedere questa storia che riguarda ovviamente i riders, però da un lato diciamo positivo, perché abbiamo visto diciamo, alcune aziende, alcune ditte che pagano salari troppo bassi, non danno le ferie eccetera, invece ce n'è una che è questa Just Eat che adesso ha deciso di voltare pagina, quindi assunzione e salario fisso, quindi insomma una lettura nuova, una svolta per i rider che viene da una delle società più importanti di delivery. Chi lavora 30 ore al giorno prende 1.500 euro a settimana, compresa la 13ª, ferie, malattie e infortuni, e pesa alla concorrenza del contratto via dell'UGL. Questo poi è un aspetto diciamo piuttosto tecnico, però diciamo una strada da percorrere c'è, quindi positive notizie per i riders. Sì, queste sono certamente notizie positive. Grazie Luca per la tua presenza e il tuo contributo con la rassegna stampa qui a Buongiorno Sicilia stamattina. Prima di salutare l'ultima puntata della settimana con Buongiorno, quindi abbiamo chiuso anche gli appuntamenti sanremesi della mattinata, volevo ringraziare chiaramente chi ha lavorato in regia oggi per rendere possibile tutto quello che avete visto: Roberto Ostramondo, Massimo Ceraulo e Graziano Picone, assieme a loro anche Ottavio Longo che contribuisce anche ai prodotti e ai contenuti che arrivano da Sanremo. A Sanremo, come ogni giorno, anche oggi lavoreranno Mauro Quattrocchi, Alfio Ossino, Angelo Pandolfo e le nostre Charisse Angel, possiamo chiamare così, sono in tre praticamente, Roberta Lunghi, Emanuela Corsi e Veronica Barbarino. Saranno ancora con tutti noi, con tutti voi, anche nella giornata di oggi. Ricordiamo gli appuntamenti: il telegiornale prima, 13:30 quello di Antenna Sicilia, alle 14 quello di Telecolor, e poi 14:30 per un'ora Voci da Sanremo con Roberta Lunghi, alle 17:50 chiedo scusa invece su Antenna Sicilia il meglio della giornata di oggi, e alle 19:28 Reti Unificate torna di nuovo Voci da Sanremo per sentire l'atmosfera diciamo frizzantina che c'è a un'ora poco meno dall'inizio del festival. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa settimana, ci ritroviamo lunedì, a tutti l'augurio di un buon fine settimana.